grazie. No, gliel'ho data, è la vostra questa, sì. Prego. Dunque rientriamo dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, abbiamo appena finito di raccontare la prima semifinale del secondo Memorial Carmelo Bongiorno relativamente al tabellone dei giovanissimi Under 15, la vittoria del Palermo contro il Team Calcio, la seconda semifinale tra chi è arrivato secondo nel girone dei Rosanero, ovvero sia il terzo tempo, e chi invece ha vinto l'altro girone, ovvero la Panormus di mister Danilo Marcoccio. Indugiamo prima sul Team Calcio, che tra le altre cose è anche in formazione molto rimaneggiata. D'altra parte la Panormus con tanti effettivi a propria disposizione. Lo scorso anno l'Accademia Panormus ha fatto molto bene proprio nel tabellone dei giovanissimi. Si profila un altro bel cammino durante la partita, durante i 50 minuti di gioco. Andrò a ricordare anche quelli che sono gli altri appuntamenti di oggi, ma anche di sabato 30, perché la fine di questo 2021, la fine di questo 2023, scusate, si profila molto interessante. E intanto partiamo, mettetevi comodi, inizia Panormus, terzo tempo col primo pallone giocato dalla squadra in tenuta giallo-blu, che ricordo è arrivata seconda alle spalle del Palermo nel girone giocato qui a Misilmeri. E invece Panormus che ha vinto il girone disputato al Biagio Conte di Marineo, mentre qui c'è subito un intervento deciso e decisivo da parte di Motisi. Flavio, più centrale. Dietro, più di qua, Panormus che cerca di attaccare, ricordo, ne approfitto per ricordare anche quelle che sono le 8 formazioni che scenderanno in campo a partire da domani, sempre sui campi di Misilmeri e Marineo, per il tabellone dei allievi Under 17, le formazioni di Don Carlo Misilmeri, Accademia Panormus, Concadoro Monreale, Team Calcio, Ciccio Galeoto, Gonzaga, Panormus e terzo tempo, quindi tolto il Palermo. Ci sono terzo tempo e Team Calcio che abbiamo già visto all'opera anche in queste semifinali, poi anche l'Accademia Panormus di fatto fa parte della famiglia giallorossa, che tra l'altro ha contribuito anche a livello logistico per la buona riuscita di questa seconda edizione del Memorial, del torneo dedicato alla memoria di Carmelo Bongiorno. Intanto conclusione deviata, arriva dalle parti di Lorino, del portiere, che viene caricato fallosamente. Bravo Albi, va bene Albi. Uno qua, mi. Calvo, la mezzala, di essere qua largo. Tra un po' vi cambia a tutti, 3 minuti, atteggiamento sbagliato. Comincia a stare qui. Lascialo lì. Intanto prova ad uscire palla al piede proprio la squadra di mister Marcoccio con la chiusura, allontana la difesa del terzo tempo. Cerca allora l'uscita ancora la squadra in tenuta quasi granata, con il tocco di Marchese per Manzella. E fallo laterale ancora per il terzo tempo. Intanto il fischio e il fallo ai danni di Puccio, punizione
La punizione per la Panormus. Sul pallone c'è il numero 20 Salvo. Carmelo, occhio lì al limite. Paolo, più giù, più giù, più giù. Al limite, Giorgio, portali al limite. C'è il fischio. La battuta di Salvo verso l'area di rigore, pallone che rimane nei 16 metri giallo-blu, poi allontana la difesa. Pallone che rimane comunque a disposizione della Panormus, con Manzella che allarga ancora per Salvo. Il cross messo fuori, allora prova ad uscire palla al piede. Il terzo tempo con questa palla lunga di Amico alla ricerca di Livecchi, pallone messo in fallo laterale da Di Peri. Allora attacca la squadra di mister Greco con il fallo laterale battuto dalla Rosa, anticipo ai danni di Lo Piccolo, interviene ancora Di Peri. Manca il pallone. È il gestore di tutto. Tutta mesilmente. La rimessa ancora per la Rosa. La palla gestita spalle alla porta ancora da Lo Piccolo, poi altra chiusura. Ci ha pensato Salvo a metterla in fallo laterale, prova a insistere. Il terzo tempo con la palla che arriva in area, conclusione respinta e poi bloccata in due tempi da Lorino. Lorino invitato a lanciare subito dalle parti di Marchese, anticipato dall'intervento di Puglisi. Poi altro colpo di testa da parte di San Filippo, cerca di uscire la Panormus. Salvo qui scavalcato dal pallone, cerca la giocata Livecchi, la palla rimane in campo, ancora Livecchi chiuso in fallo laterale da San Filippo. Che ci fermiamo, Di Peri, non credo che ci fermiamo. Non lo capisco. Se non la vede giochiamo. La rimessa fuori a cercare Amico, contrasti, alla fine riesce a toglierla Manzella. Salvo passa per vie centrali, cerca di allungare la falcata, lo rimonta però Lo Piccolo, trattenuto dal 20 della Panormus. E là si gioca subito la Rosa. La Rosa rientra Salvo in scivolata, il rimpallo non lo favorisce, allora ancora la Rosa col cross, colpo di testa a mettere fuori. Poi arriva per primo Sansone, fermato senza fallo, però ancora pallone a disposizione del terzo tempo. Gran giocata di Furia, fermato, punizione. Punizione per il terzo tempo, che sembra aver iniziato con maggiore energia in questi primi 6 minuti e mezzo. Sulla palla si è già portato Pietro Lo Piccolo. Flavio, aspetta, vai, Flavio in aria, Flavio. Vai. Dunque pronti per questo calcio di punizione. C'è il fischio e c'è la battuta da parte di Lo Piccolo, smanaccia fuori Lorino, calcio d'angolo. Ricordo, ne approfitto, che dopo questa semifinale la perdente affronterà il team calcio di mister Sampino. Chi vince invece riposerà un'oretta prima di affrontare il Palermo di mister Mazziotta. Colpo di testa all'indietro, maldestro, e allora prova a ripartire la Panormus con questa palla giocata in avanti da Puccio, l'anticipo, poi ancora Puccio che prova ad arrivare, subisce il fallo dopo l'anticipo su Cagnoto. Buona qui la giocata da parte di Puccio, che ha subito il fallo.
Famo, centrale. La battuta da parte di Salvo, questa volta sul primo palo, colpo di testa ad anticipare. E poi il salvataggio sulla linea da parte di Cirincione. E dunque sfiora il gol del vantaggio la Panormus con questo anticipo sul primo palo da parte di Di Peri. Completamente a vuoto il portiere Ferraro. Calcio d'angolo numero 1 anche per la squadra di Marcoccio. Vediamo se dopo aver sofferto nei primi 6 minuti circa la squadra Amaranto riesce a scuotersi un po'. Intanto l'angolo ancora Salvo, pallone che rimane in aria, poi viene spazzato via, allontana definitivamente Sansone. Arriva il primo sulla palla Manzella che la gioca corta su Puccio. Ancora Manzella costretto a spazzare da ultimo uomo, colpo di testa a mettere fuori. Poi ancora Panormus che cerca di riorganizzarsi. Pallone lungolinea sbagliato da Manzella. Poi attenzione all'inserimento da parte di Amico che prende in velocità Motisi. Ancora Amico con il cross sul secondo palo, colpo di testa che non arriva da parte di Livecchi. Saltato un po' scomposto, il 21 era tutto solo. Poi attenzione allo piccolo che calcia, blocca senza grossi problemi Lorino. Paolo, tu devi andare. Alzati un po', Flavio. Totò alle spalle. Gira palla in orizzontale la Panormus, rischiando anche un po' con San Filippo che torna da Lorino. Di Peri la porta su il 6 che ha avuto sicuramente la palla gol più pericolosa di questi primi 10 minuti di partita. Salvo la porta su, poi cerca questa palla in verticale, l'anticipo secco, facile in uscita da parte di Ferraro ai danni del numero 18 Cagnoto. Quando manovriamo da qui fatti trovare all'esterno, dall'altra parte. Una battuta lunga, intervento in qualche modo da parte di Manzella, poi di testa di Peri. Altra palla in avanti, a cercare Marchese anticipato, poi Cagnoto prova a inserirsi, Cagnoto in anticipo con la testa, ancora Cagnoto, ingresso in area, Cagnoto incrocia, doppia deviazione, ma è comunque calcio d'angolo sull'intervento di Cirincione, ancora decisivo. Secondo giro in bandierina per la squadra di Marcoccio. Marcare Pietro. Battuta questa volta sul primo palo, allontanata, prova ad arrivare, arriva Livecchi che si autolancia ma non la tiene in campo. Allora fallo laterale ancora per la Panormus. Rimessa per Manzella, colpo di testa in anticipo, poi lotta e recupera in qualche modo il pallone la Panormus con il suo numero 4 San Filippo che lotta e in qualche modo la riesce a giocare. Notisi allargato a sinistra per Daleo, poi ancora si lotta, spazza via lo piccolo. Si riparte da Lorino. San Filippo verticale a cercare ma non a trovare compagni, l'anticipo da parte di Puglisi, poi Daleo con lo scambio che non si chiude con Puleo, porta sul pallone ancora San Filippo, tocco sulla destra per Manzella, cerca di venire incontro e di ricevere ma non lo fa nel migliore dei modi Puccio, ancora recupera però San Filippo, cerca di mettere ordine, poi tocca a Daleo, primo dribbling e fallo ai danni del numero 13 che rimane a terra. Metà del primo tempo se n'è andata 0-0 con il terzo tempo che è iniziato meglio, poi sta crescendo gradualmente la Panormus che ha sfiorato il gol con Di Peri. Controlla, ti fai subisci fallo! Bravo Carmi. Che è sta cosa? Samu, alzati. Lungolina, più lunga. La rimessa per il terzo tempo davanti alla panchina della Panormus, colpo di testa di Salvo.
con il capitano La Rosa. Di testa ancora Salvo. Poi altro colpo di testa da parte di Lo Piccolo. Cerca la giocata il terzo tempo con Amico che propone questa palla filtrante. L'uscita ottima da parte di Lorino sull'inserimento da parte di Massa. Era tutto regolare. Grande palla, Paolo. Calmo, Samu! Samu, non uscire lì! Amico va a pressare. Bravo qui Di Peri ad aggirarlo e a servire centralmente San Filippo. Lancio in verticale. Gran palla questa per il movimento di Marchese. Destro di Marchese. Palla fuori. Quella prima giocata positiva in verticale da parte della Panormus, con Giorgio Marchese che ha calciato stringendo troppo il destro. Ale, scappa prima, palla scoperta, scappa. Giorgio, scappiamo, palla scoperta. Gioca Matti, veloce. Terzino. Forte! Dopo Leo, dormi sempre! Quell'uscita palla da parte del terzo tempo che coinvolge Furia. Ha recuperato palla però la Panormus che spinge con Puccio. Marchese arriva in anticipo. Il tocco per Cagnoto che salta un avversario. Salta anche il secondo. Arriva Marchese a supporto. Marchese! Altro salvataggio sulla linea da parte di La Rosa. Insiste però la Panormus con la palla che rimane lì. E Cagnoto viene chiuso da Ferraro. Seconda palla gol nitida per la Panormus in questo quarto d'ora. Ci ha pensato Carmelo La Rosa a salvare sulla linea. Qui buona la giocata di Lo Piccolo che passa sul primo avversario, lo chiude però un San Filippo in crescita. Giusto, scusami. Fallo prima, se giocare. Ok, allora non c'è vantaggio, fallo. Va bene, ok, dai. Vieni alto, Samu. La punizione con Salvo che sistema e allaccia gli scarpini prima di andare alla battuta. La punizione delle 20, pallone che arriva ancora nel cuore dell'area, messa fuori dalla difesa di Mister Greco. Poi rialimenta l'azione Manzella, cerca di tenere palla, spalla alla porta, senza successo San Filippo. Buona qui la scivolata, poi si lotta su tutti i palloni, alla fine ne esce vincitore Daleo. Pallone allargato con Cagnoto che scambia ancora con Daleo. Spalle alla porta, poi Puccio. Ancora Cagnoto, il dribbling che non riesce. Ottimo intervento difensivo qui. Poi pallone sbilenco da parte di Furia. Riesce a salvare in qualche modo il terzo tempo che riparte. Ancora chiusura di Manzella che vince anche il rimpallo. Marchese. Salvo con la scivolata. Il tocco per Puccio. È rimasto a terra un giocatore del terzo tempo, si gioca. Salvo evita un avversario col cross che arriva adesso raso terra. Ti devi fermare però, Giorgio! E poi palla messa fuori. Oh! Ma ti fermi! Si rialza La Rosa. Dai, raga! Marchese restituisce. Allunga, Totò, allunga! Ed è il terzo tempo che riparte con la palla giocata lunga all'indirizzo di Furia, che in qualche modo passa col fisico. Furia, duello con Puleo, vince quest'ultimo, palla in fallo laterale. Bravo Marco! Palla! Non ne abbiamo noi, ragazzi, ce l'ha lì, guarda! Alberto, Albi! Apri, Paolo, in aria, stai in aria! Fra tutti e due, fra tutti in mezzo! Rimessa per il terzo tempo, qui il tacco da parte di Furia, pallone allontanato.
L'uscita di Puccio, palla al piede, verticale a trovare Marchese, gran palla qui di Puccio, chiusura altrettanto ottima da parte di La Rosa. Allora prova a ripartire il terzo tempo con la palla giocata in verticale sbagliata. Allora D'Aleo col lancio per Marchese, l'anticipo falloso Giorgio, ma stai zitto! ai danni di Puglisi. Ale, Ale, tocca, Ale, posto, K prima lì, fatti vedere Marco, Qui indicazioni da una parte di tocca, Carmi, fatti vedere per giocare. Greco, dall'altra parte di Marcoccio. Nascondere dietro il 9. Può essere Puleo, ma Puleo gioca per i fatti suoi. Tanto inizia anche a muoversi qualcosa sulla panchina della Panormos. Dall'altra parte 4 effettivi in panchina, ci sono delle assenze anche in questo caso. Purtroppo l'influenza di fine anno sta colpendo tanti ragazzi, l'abbiamo visto anche prima col team calcio che ha perso per febbre e altre forme di influenza 5 ragazzi rispetto alle gare del girone giocate ieri. Lo Piccolo cerca di liberarsi, alla fine si appoggia dalle parti di Ferraro. La Rosa, tocco centrale, poi scambio, ancora La Rosa coinvolto nell'azione. La Rosa prende il centro, può guadagnare metri, poi serve sulla corsa Livecchi all'1 contro 1 con San Filippo, lo salta, poi viene in suo soccorso un compagno, si tratta di Manzella. Ancora il lancio in avanti a cercare Marchese, protegge col fisico il Nova che riesce a passare molto bene sul tentativo di Puglisi. Marchese, tocco dentro, arriva in ritardo Cagnoto, poi Salvo, recupera palla senza commettere fallo. Manzella, Salvo, Manzella, per vie centrali San Filippo, palla a cercare Marchese, sempre bravo a muoversi ma è bravissimo Puglisi questa volta. La Rosa rischia sul tocco di Salvo, è comunque rimessa per il terzo tempo. 4,5 più recupero, partita che senza dubbio equilibrata. Partita che si può, almeno la sensazione che ho, si può risolvere solo con episodi da una parte o dall'altra. Mentre intanto state vedendo praticamente dall'inizio della prima semifinale anche quelli che sono i supporter, gli sponsor che hanno dato una grossa mano nell'organizzazione di questa seconda edizione del Memorial Carmelo Buongiorno, un appuntamento che si spera possa diventare fisso. Qui intanto la giocata con il cross, Cagnoto cerca la sponda per Marchese, si alternano in questa giocata i due attaccanti della Panormos qui per il terzo tempo, che prova a ripartire con la corsa di Livecchi, pallone per vie centrali, Amico è da solo però, allora può essere chiuso in maniera abbastanza semplice, in questo caso da Motisi. Prova a riaffacciarsi nella metà campo avversaria la squadra di mister Giulio Greco. Il fallo laterale per la Rosa, scambio, ancora la Rosa cerca di liberarsi, Salvo lo chiude, fallo laterale. Ultimi 3 minuti del primo tempo in corso. Palermo che già assiste all'altra semifinale. Pallone e mezzo, colpo di testa a mettere fuori, poi ancora in anticipo da parte di Livecchi, Amico, tiro deviato, può arrivare sul pallone Lo Piccolo. Lo Piccolo con il cross col mancino, troppo lungo però, arriva sul rimbalzo Furia, ma anche il primo controllo, poi arriva sul pallone inseguito da D'Aleo, c'è poi il cross, colpo di testa a mettere fuori da parte di Di Peri. Amico al limite, cerca Livecchi, non era una brutta idea, gestita male però dal 21. Allora Marchese con l'appoggio, corre Puccio, cerca Cagnoto, lo trova, Cagnoto con l'aggancio a seguire che riesce, poi ancora Cagnoto, ma c'è l'uscita di Ferraro.
stato bravo in questo caso anche Bucca a far perdere l'attimo propizio al giocatore in maglia numero 18, che era stato bravo nel primo controllo. Intanto Pucciò, 100 secondi alla fine, poi eventuale recupero. Non se ne prospetta, a dire la verità, all'orizzonte, visto che comunque la partita è stata molto scorrevole, pochissime interruzioni. E allora il fallo laterale che verrà eseguito dalla Panormus, con Puleo che cerca Puccio, chiuso, recupera palla, il terzo tempo che cerca di ripartire. San Filippo cambia lato, si appoggia a Manzella. Manzella con il cambio gioco, posizione regolare per Puccio. Puccio col dribbling, ancora Puccio, pallone messo in mezzo, intervento poi di La Rosa, calcio d'angolo. Oh, ma te la devi prendere se la lasci, non gliela fai passare. Un po' incerto Ferraro. Arriva il secondo calcio d'angolo che verrà eseguito nella bandierina più lontana. Se ne occupa sempre Salvo, a lui l'incombenza dei calci piazzati. Pallone sul primo palo, palla che rimane lì, ancora allontanata, forse un fallo subito da un giocatore del terzo tempo. Il cross di Di Peri, altro colpo di testa a mettere fuori. Vediamo che arriva il primo Puccio, finta di corpo che gli fa perdere un tempo di gioco, poi il fallo però ai danni di Puccio, e allora si può chiudere con un'emozione questo primo tempo. Sta per scadere il 25. C'è la rincorsa, il fischio dell'arbitro e la battuta col destro, palla abbondantemente alta, e per l'arbitro basta così per il primo tempo, che si chiude sullo 0-0. Pareggio giusto per quello che si è visto nei primi 25 minuti tra Panormus e terzo tempo. È iniziato meglio la squadra di Greco, poi un paio di palle gol importanti per i ragazzi di Marcoccio, però si va all'intervallo in parità. Noi restiamo naturalmente collegati qui dal Giovanni, Aloisio, Divi, Silmeri, pronti per il secondo tempo tra pochi minuti.
Allora, pronti a partire con i secondi 25 minuti qui dal campo sportivo Giovanni Aloisio di Misilmeri. Secondo tempo tra Panormus e terzo tempo equilibrio e 0-0, come potete vedere anche in sovraimpressione. Nei primi 25 minuti anche diversi volti nuovi in avvio di ripresa. A breve andremo un attimino anche ad elencarli, perché nel terzo tempo sicuramente di volti nuovi ce ne sono, e anche soprattutto nella Panormus che ha cambiato molti degli effettivi in campo, come ad esempio nel caso di Greco, maglia numero 11, che qui ha spinto, ha cercato di spingere senza ottenere il risultato. 0-0 dicevo nei primi 25 minuti, con il terzo tempo che è partito meglio a livello anche di intensità. Poi è salito leggermente di colpi la Panormus, che ha anche creato un paio di palle gol interessanti, una con Di Peri, una con Marchesi, in entrambi i casi salvataggi sulla linea provvidenziali dei difensori in maglia giallo-blu, che adesso attaccano con Bucca, passa per vie centrali, il tocco per Furia, poi spalla alla porta, viene fermata la punta, ancora insiste con Livecchi, il terzo tempo, chiusura però, e allora Cagnoto, controllo orientato, cerca di vincere dei contrasti, alla fine la meglio Furia. Sansone, tocco per Puglisi, aperto il fronte a sinistra, c'è l'ottimo intervento da parte di Gaio, altro subentro di inizio secondo tempo. Gaio al duello con Lo Piccolo, ancora Gaio va sul fondo, prova a metterle in mezzo, chiusura comoda da parte di Puglisi, che però sbaglia, e allora Puccio prova a liberarsi, chiusura in fallo laterale, e allora rimessa per Greco. La battuta dell'11 a cercare ma non a trovare Gaio, poi alimenta Manzella, ancora per Greco, Manzella indietro per i due centrali, Motisi, l'appoggio a San Filippo che cerca di creare per i suoi. Di Franco, altro subentro dalla panchina al posto di Daleo, è entrato anche la Bara, maglia numero 8, al posto di Puleo. Sono usciti Salvo e il numero 9 Marchese, per una squadra un po' meno pesante in fase offensiva, ma comunque pericolosa. Dobbiamo spingere, Di Fra. Intanto prova a correre Gaio, lo scorta fuori e ne complica la giocata la Rosa. Poi attenzione alla palla che è rimasta in area di rigore, conclusione di Puccio da dimenticare, palla gol gigantesca per la Panormus. Oh raga, Alex, se la muovo da un lato all'altro, partiamo bene, visto? Forte Puccio! Forte Il Puccio! pressing qui della Panormus, poi in qualche modo la gestione con Sansone, fermato da Gaio, altra palla messa fuori, colpo di testa di Furia, due volte con la testa. Pallone giocato in avanti, qui l'anticipo secco, ma ancora la giocata, la conclusione ribattuta da parte di Greco, che sicuramente insieme a Gaio sta dando un po' di intensità in più, quello che sicuramente voleva mister Marcoccio dai suoi. Mancata proprio l'intensità a giudizio del tecnico. C'è la battuta del calcio d'angolo con la palla che arriva, marcatura di mestiere qui su Di Peri e su Motisi, qui pallone allontanato, il controllo e poi la palla giocata in avanti da Di Franco, che vince il rimpallo, ma è lui l'ultimo a toccare. E allora la gioca subito Ferraro, poi recupera
Greco che prova a passare, fermato però dall'intervento di Sansone, ci si scontra in mezzo al campo, alla fine recupera la Panormus con questa palla giocata in avanti, il controllo di Labara non perfetto neanche quello di Cerami, però riesce per un attimo ad uscire il terzo tempo, però ancora San Filippo per la Panormus, la palla messa sul secondo palo, prova a subentrare nell'azione anche Di Franco, Puccio cerca di gestirla, poi San Filippo non c'è luce per il tiro, allora San Filippo decide di allargare ancora la gestione, poi il cross verso l'area, colpitessa a mettere fuori, arriva ancora la Bara che controlla al limite, conclusione poi da parte di Gaglio, smanaccia in calcio d'angolo Ferraro e adesso è un'altra Panormus con i cambi, con l'intensità e adesso con un altro cambio. Subito chiamati al cambio Puccio e Cagnoto. L'ingresso di Gambino con la maglia numero 21. I cambi li fai da là. Escono il 22. 10. E l'ingresso anche di Samuel Isgro. Dai Sergio! Dai Samu! Dal limite Lucio! Montisi il treno! La battuta dell'angolo per la Panormus con la palla che spiove sul primo palo. Coraggioso e bravo qui Ferraro, poi la palla rimane prima di essere spazzata. La Bara d'ultimo in qualche modo la colpisce con la testa, prova a ripartire Amico che viene però fermato subito da Isgro che entra bene in partita. Di Franco, la Bara, palla sulla tre quarti, Gaglio viene fermato, poi Amico, Motisi con l'anticipo, Di Franco, Gaglio, la palla per Isgro che prova a passare tra le linee, si gioca, poi ancora Isgro che si rialza, è il tempo anche di rimettersi nella mischia. Gambino, lo scarico indietro con la palla messa in mezzo, sul secondo palo c'è Di Franco che la ripropone ma non riesce a tenerla in campo. Una buonissima Panormus nei primi 7 minuti di questo secondo tempo. Ha già effettuato diversi cambi perché sono entrati Greco, Di Franco, Gaglio, la Bara, Isgro, Gambino. 6 giocatori rimpiazzati. D'altra parte fin qui soltanto Cerami ha visto il campo dopo l'intervallo tra i ragazzi partiti in panchina. Qui ancora il buon recupero palla, cerca di liberarsi senza grosso successo, anche se poi ritrova il pallone Gambino che se ne va a sinistra. Ancora Gambino, serie di finte però ad arrivare sul fondo, viene chiuso però l'intervento di Cirrincione, libera in qualche modo il terzo tempo. Qui la scivolata decisa e decisiva di Di Peri. Di Franco riesce ad evitare un contrasto, serve Isgro che tocca male. Ancora Di Franco a recuperare, Isgro col tacco prova a servire Di Franco sul lato corto, il cross, Cirrincione ancora, poi nuovamente Di Franco al duello col 20 in maglia giallo-blu che è l'ultimo a toccarla. Poi la Bara, scivolata fallosa. È il vantaggio nostro! Alla fine il fallo è per il terzo tempo. E allora punizione per la squadra di Mister Greco. 8:40 nel secondo tempo. Pallone corto per Cerami. Ancora la giocata in avanti a cercare Amico, la sponda. Amico poi prova a lottare, la Bara la meglio. San Filippo allarga sulla destra con Greco che la gioca. Motisi, anzi Di Peri, scambia con Di Franco, ancora Di Peri, ora Motisi. Greco, anzi si tratta di Manzella, cercato Gaglio, preso in controtempo proprio Greco.
palla va, esce. Non sempre il palo, va bene? Sempre sul secondo palo vai, va bene? Che fai gol. Isgro prova a controllare, chiuso da due avversari, poi la palla spazzata via. Qui però c'è la palla gestita dal terzo tempo che spinge con il tocco di Livecchi per Amico. Vantaggio all'improvviso per il terzo tempo che la sblocca con la giocata di Livecchi per Amico. E allora 1-0 per la squadra di Mister Greco. Dai raga, dai. Ti considero perché poi sono abbaio. Manco te lo Rullo. Le proteste di Mister Marcoccio per un presunto fuorigioco di Amico, che comunque dopo 35 minuti sblocca questa seconda semifinale. E adesso partirà l'assalto della squadra proprio di Marcoccio, che qui insiste con la giocata di Gambino. Il dribbling e la chiusura in calcio d'angolo da parte di Lo Piccolo. Sergio, ma perché non crossi e punti sempre? C'è Isgro alla battuta, il quarto calcio d'angolo per la Panormus, pallone direttamente verso la porta, l'uscita da parte di Ferraro. Il rilancio di Ferraro, Amico con la schiena la prolunga, subentra nell'azione di Peri che allarga su Manzella. Lancio in avanti, in qualche modo prova a lottare, non riesce però a prenderla Gambino. Alleggerisce all'indietro il terzo tempo sul suo portiere Ferraro. Palla lunga, in qualche modo prova a giocarla Cerami. Cerami pressato da Greco, poi in qualche modo la gestisce Lo Piccolo. Lo Piccolo con il lancio per la corsa da parte di Livecchi, chiuso da Motisi. Di Franco non la tiene in campo. Calma raga, calma, l'ha visto che è fuori, calma. Mister ora. Gabri, La rimessa per la Rosa. Flavio, scala. Giorgio, prendi il 20 Giorgio. Ok, no, Ale, calmo Ale. Bravo Fla, ora sì. Copertura, bucca. In aria. La palla messa dalla Rosa e colpisce in pieno Furia. In qualche modo Furia la ritrova. Occhio a questa palla in mezzo. L'uscita da parte di Lorino che va subito lungo. Gambino la prolunga, viene chiuso. Vediamo chi arriva prima. Arriva prima un giocatore del terzo tempo, poi Isgro. Cerca di cambiare passo il numero 10. Ancora Isgro. Apre. Subisce anche un fallo, poi si continua a giocare. La bara per Di Franco, il cross in mezzo, la chiusura perfetta qui. Anticipo su Gambino, poi la palla lanciata in avanti dalla Rosa. Il controllo sospetto di Sansone, recupera senza fallo direttore di gara che non fischia più. San Filippo. Manzella allarga su Greco che prova a passare con una giocata. Ancora Greco tra le linee. Ancora qui Gambino fermato, non sta riuscendo a fare, come si dice in questo caso, il reparto da solo. Stai giocando tutti e tu solo. Mandalo. Qui Amico fermato da San Filippo. Cambio gioco dalle parti di Franco, molto sollecitato il numero 3 che qui però perde il contrasto, subentra nell'azione la bara. Arriva adesso anche Di Peri. La scivolata di Amico sul pallone, secondo l'arbitro è rimasto a terra Di Peri. L'arbitro ferma il gioco. Cambio. Ma ti stai zitto, beh. Ma che è? Se hai fretta facciamo subito. Andiamo con il giocatore. Non lo so perché sei un po' strano. Il giorno a terra mi dice chi esce. E mi te. Vieni Manzè. La destra di Pe. Va bene, oh Polino. Esce Manzella intanto. No, non è bene, non hai capito che siamo nel problema qua. Va bene.
non l'hai capito, siamo nel problema, hai visto ieri che c'è una combinata. Chi viene? Sai che siamo noi, è un problema. Entra Pisano. Pugni in faccia e non succede mai niente. Sono stanco. Minchia, sono stanco, che bisogna fare? Oh, ce l'hai, vedi, vedi ce l'hai. San Filippo con la punizione già battuta di Franco. Scambio con Isgro che coinvolge nell'azione proprio il nuovo entrato Pisano. Qui la Bara fermato, Amico prova a subentrare, la Bara gli passa davanti, Amico però lotta, arriva anche Isgro che subisce anche un contatto falloso, punizione, fallo di Furia. Gli ultimi 10 minuti che sono appena iniziati. Sul pallone San Filippo. Saltare, Paulino! Pauli! Andiamo! Il fischio dell'arbitro, San Filippo alza la testa, cerca disco dell'Arla sul primo palo, smanaccia Ferraro che è rimasto anche a terra. Poi Gambino si è rialzato, Ferraro, poi la palla arriva in area di rigore, la prolunga. Qui Gaglio che va allo scontro, si continua a giocare. Pisano, Motisi cerca compagnia a servire, alla fine in qualche modo alleggerisce perché Di Peri sta arrivando, ma sta arrivando anche a pressare Livecchi. San Filippo la porta su per vie centrali, adesso trova Isgro, cerca il dribbling, vince un rimpallo, non il secondo, ancora però allontana il terzo tempo, ma adesso soffre la squadra di Greco, assalta quella di Marcoccio. La Bara prova a passare, poi apre intelligentemente per Di Franco, il cross immediato messo in calcio d'angolo da Cirincione. Quinto, giro in bandierina. C'è la Rosa che deve allacciare uno scarpino. E c'è soprattutto San Filippo alla battuta del calcio d'angolo. Pallone ancora in mezzo, smanaccia Ferraro, nessuno sulla ribattuta, allora può uscire il terzo tempo. Battuta lunga a cercare la corsa di Livecchi che viene però anticipato. Sbaglia Di Franco e allora altra palla lunga ancora per Livecchi e prova a correre. Pisano corre, Lorino esce. Di Peri. Giorgio, lo devi vedere! Battuta lunga di Peri, colpo di testa a mettere fuori, ancora Di Peri che la calcia più avanti che può. L'uscita ottima da parte di Ferraro con la palla che spioveva, non facile. Andrea, devo stoppare la palla e giocare, Andrea. Invio di Ferraro. Di Peri anticipa, la palla scende il terzo tempo con Amico che però viene fermato, prova a continuare a lottare San Filippo, però la meglio, tocco per Di Franco. Di Franco, la chiusura, fallo laterale. Vieni Bonura, Barrica! Vieni. E coi cambi per il terzo tempo. Vieni Alberto! Bravo Albi. Esce Livecchi. Esce 21, entra 19. Ingresso in campo di Barrica. Esce 21, entra 19. Poi cambia in porta con Algozzino. Algozzino al posto di Ferraro. Lucio, vieni a sinistra. Esce anche Furia. Entra 3, Giochiamo a 4. Ed entra esce 1. Bonura. Oh, Lucio, a 4 siamo, vieni in basso. Adesso Motisi va a fare la punta praticamente, almeno queste sono le indicazioni di Marcoccio. Va a dare manforte sui palloni alti a Gambino. La rimessa con la sponda di Gambino. Isgro, palla al limite, cerca di liberarsi Gaglio che rischia di perdere palla, alla fine la gioca sulla destra, molto bene per Di Franco.
Di Franco prova a passare, non c'è fallo ai suoi danni da parte di Cerami, alla fine recupera il pallone Gaio. Gaio passa per vie centrali, cerca compagnia a servire, viene chiuso. San Filippo va al tiro sopra la traversa. Alex, ma devi rispondere sempre. Ma fallo parlare la ragione qui. Devo giocare a calcio. Algozzino chiama i suoi compagni a salire anche per guadagnare qualche secondo. Mancano 5 minuti più recupero, e potrebbe non essere un recupero breve. La battuta di Algozzino a centrocampo, il controllo di Varrica, poi arriva anche Bonura, colpo di testa di Labara proprio con la chiusura da parte di Bonura. Cambio gioco tentato senza troppo successo dal numero 11 greco, e dall'altra parte Di Franco passa per vie centrali, perde però il rimpallo, e ancora la giocata di Lo Piccolo, poi conclusione che arriva. Tiro di Gambino sopra la traversa, a terra proprio il 21. Tempo signori. Sergio, noi giochiamo e tu fai l'altro sport. Sempre le stesse cose. Signore, tempo. Arbitro. Si può riprendere. Si sono rialzati i due ragazzi rimasti a terra. Qui il controllo non perfetto di Bonura, prova a passare Isgro che resiste ad una carica, l'arbitro lascia giocare, ancora Isgro che mette il piede davanti. E allora la giocata sulla sinistra per la Bara, va a puntare Cirincione, ancora la Bara converge, palla al limite, Motisi qui da difensore chiaramente non ha i tempi della punta. Arbitro. Arbitro. No, tu pensi arbitrare bene, Gioia. Arbitro. Ma ieri è andato 6 minuti di recupero. Ieri è andato 6 minuti di recupero, ti giuro, sono 25, incredibile. Ti giuro, 6 minuti. Il rinvio di Algozzino, colpo di testa a prolungare, poi la chiusura ai danni di Varrica, la meglio ancora la Panormus che ha gli ultimi minuti. È un torneo tipo, non lo capisco. Però dico, non Non è Gambino, ingresso in area, calcia Gambino, Algozzino. capire se era fuori gioco, io non l'ho visto. No, pugni calci no. Ah, ok. No, che c'è? Ieri hanno dato 3 pugni e poi l'arbitro a favore. Cambi. Al limite arriva. Il rilancio ancora di Algozzino. Pizzata, Marco, vicino Paolino. Amico prova a lottare, alla fine prolunga di testa, ma c'è la chiusura da parte di Greco. Altro colpo di testa di Gaio, poi prova a difenderla Motisi, che quasi scontra con Isgro. Alla fine la meglio il 10 che la porta avanti, palla in verticale per la Bara, chiuso dalla Rosa. Moti, punta, devi essere là. Amico. Non ho capito, Moti. Amico, Pisano su di lui, prova a tenerla per più secondi possibili. Il 9 che sta decidendo la partita, qui è l'ultimo a toccare, rimessa per la Panormus, ultimi 2 minuti prima dei 50. Isgro la controlla, subito aggredito, riesce a passare Isgro su Bonura, ancora Isgro fermato, tutto regolare, poi Gambino recupera. La Bara con il cross, l'aggancio da parte di Gaio che entra in area, chiusura, e poi Algozzino. Ma che sta combinando? Arbitro, ma che stai combinando? Quante falli netti? Rinvia il portiere subentrato a Ferraro pochi minuti fa. Di Peri la può controllare e lanciare. Cerca il suo compagno di reparto che adesso è sganciato in avanti, ovvero Motisi, che non la riesce a tenere in gioco. Allora rimessa per il terzo tempo all'alba dell'ultimo minuto dei 50. Controllo che non riesce a Lo Piccolo. Allora rimessa Panormus che può attaccare con il fallo laterale di Franco. Motisi, maglietta che si allunga, si continua a giocare perché attacca ancora la squadra di Marcoccio, allontana però la difesa sui piedi di Isgro. Vole Mancina che non riesce
Perché stiamo combinando. Colpo di testa di San Filippo sul rinvio del Gozzino. Isgro, la scodella. Va in aria, Almoti. Qui la giocata che non riesce a Greco, che poi commette fallo. Arbitro, hai dato il recupero? Lascialo andare. Hai dato il recupero? 3 minuti di recupero. No, non fa andare nessuno. È chiaro? Usci di lato! No, guarda certo fuori fuori. Calma che è nostra, calma, ho visto che è nostra! Rimessa intanto per il terzo tempo. Ammonito Di Peri. Qui il terzo tempo gioca, arbitro che deve far riprendere il gioco. Va bene, lascia e vieni, Carmelo, è loro! Fischiato a fallo a loro, vai! Rimessa che va ribattuta dalla terzo tempo. Oh! Fabio! La rimessa per la rosa. Giorgio! Difficilmente fischierà allo scadere dei 53 il direttore di gara, visto che su questo minuto di recupero non si è mai giocato. Vediamo intanto, perché il terzo tempo vuole provare a congelare la palla, non ci riesce Amico, che in qualche modo la allontana. Sarà rinvio dal fondo per Lorino. Marco! Presto, pallone, veloce! Noi siamo! Allora c'è spazio per l'avanzata devi dare una mano, con Di Franco, subito pressato, gliela mette fuori lo piccolo. Fallo laterale per la Panormus, che ha circa 1 minuto e mezzo per andare ad assaltare l'area del terzo tempo e cercare di prolungare la partita. San Filippo, fallo di Amico, punizione. Vai in aria, Andri! Vai dietro, Paolo, a saltare, Paolo! Paolo! Veloce! Giulio, vai in aria. Pietro! Anche al limite, Giulio! Palla al limite! C'è la punizione allora per la Panormus. San Filippo, palla scodellata in area, esce al Gozzino e la congela lì a 40 secondi dallo scadere dei 53. Vedremo naturalmente se verrà allungato il recupero in virtù di qualche interruzione proprio nell'extra time. Amico la prolunga e la porta su. Amico chiuso dall'intervento da parte di Greco, poi rimessa Panormus. Marco, dietro! Forza! La bara in avanti, Gambino non la controlla e comunque rimessa. Gambino la batte subito perché c'è Isgro. Isgro prova a passare, fermato dall'intervento di Puglisi, poi ancora Isgro torna su di lui. Puglisi, Isgro recupera, fermato da Cirincione che la mette in fallo laterale. E per l'arbitro basta così, vince e vola in finale il terzo tempo, battendo per 1-0 la Panormus. Decisivo il gol di Amico. E allora sarà Palermo terzo tempo, la finalissima della categoria giovanissimi del secondo Memorial Carmelo Bongiorno. Tra qualche minuto in campo Panormus e Team Calcio